Carissime amiche e carissimi amici, ci troviamo quest'oggi in casa di Graziella Certo, la nostra amica di Niceto TV Web, che ha una grande passione ed è quella di fare i biscotti Sampiroti. Lei ora ci farà vedere come si fanno i biscotti Sampiroti, i cottura, i zuccherati, c'è tanti nomi, qua c'è già qualcosina, possiamo inquadrare, e lei ci spiegherà tutte le varie fasi fino alla messa in forma e poi uscita del biscotto Sampiroti. Grazie Certo, a te la parola. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ora vi mostrerò il modo di impastare i biscotti Sampietrese, quasi in modo tradizionale, perché una volta si facevano a mano, le nostre nonne li facevano a mano, adesso abbiamo le macchine che ci aiutano. Come è nata questa tua passione? È nato tanti anni fa e assieme a mia cugina Caterina Fareri ci siamo dilettate per un periodo alla preparazione di questo buonissimo dolce dalla tradizione sampietrese. E quindi ora li fai per gli amici più che altro. Esatto. E quest'oggi li farà per gli amici di Niceto TV Web. Infatti, iniziamo dagli ingredienti. Allora, la farina che già io ho messo. Farina che tipo? Farina è una farina con potenza media. Io non so se tu sai che ogni farina ha un tipo di potenza. No, è per questo ho chiesto. Questa è una farina di media potenza, diciamo così. Poi zucchero, Sì. uova, Ci siamo. ok, strutto, Ci siamo pure. anice, Che dà il sapore caratteristico del biscotto quell'anice. esatto, un pizzico di cannella che non ho preparato, che avevo già messo perché si mette ad occhio, il lievito madre che già è bello alto e il sale che viene messo per ultimo. Sta bene. Iniziamo a mettere, abbiamo messo la farina, abbiamo messo lo zucchero, abbiamo messo la cannella, adesso iniziamo a mettere i rossi d'uovo. Solo il rosso perché il bianco servirà poi per bagnarli. Mettiamo lo strutto e facciamo girare un po'. Lievito. Questo è il lievito madre. Questo è il lievito madre
rimpastato e deve diventare così alto. Piccolo segreto: per far partire per bene la lievitazione, il lievito madre deve essere alto, non deve scendere. Quanto sta per essere pronto qua girando? Quasi 20 minuti. Poi a seconda quanto la pasta è dura o quanto è morbida. Però Quindi in 20 minuti. quasi 20 minuti. E le nostre nonne a mano quanto ci sarebbero state? Un paio d'ore. Le nostre nonne a mano un paio d'ore. Perché mi raccontano che una volta li impastavano a mano, li impastavano assieme ai bambini e poi glieli facevano lavorare con le mani ai bambini, ma per ore. Mia mamma mi racconta che praticamente che sua mamma, cioè mia nonna Maria, gli metteva il braciere di sotto, la coperta, la stracoperta, perché non c'erano né i lievitanti di oggi, né le farine sono come oggi. Erano come sono oggi. Tutt'altra lavorazione. Sì. Ora non si aggiunge più niente. No, ora pian piano si aggiunge acqua, poi si aggiunge l'anice e per ultimo il sale. Aspettiamo. Aspettiamo. Ora aggiungi dell'acqua. Sto aggiungendo dell'acqua perché mi sembra che è un po' dura. Le ricette di una volta non hanno le dosi predefinite. C'è scritto anice quanto basta, acqua quanto basta, non hanno dosi definite, quindi bisogna andare ad occhio. Ormai l'occhio ce l'hai buono tu. Forse questo lo scoprirai più tardi quando lo assaggerai caldo. Aspetta. L'anice ora. Sì, questo è anice. Già c'è l'amalgama, sta amalgamando il prodotto. L'impasto prende forma. L'anice si sta mescolando bene. Certo. Già si inizia a sentire il profumo del biscotto. È un profumo unico. È particolare. Per ultimo, ingrediente ultimo, il sale. Allarghiamo un po'. Ok, così lo prendo. Una piccola curiosità, come mai si mette il sale se poi il biscotto è bene o male un dolce? Il sale si mette anche nei dolci. Non viene insipido ed esalta il gusto dello zucchero. Non lo sapevo, grazie. Ci siamo? Ci siamo, adesso la pasta è pronta per essere lavorata. Guarda qua. La facciamo Tutta riposare amalgamata. 5 minuti. Ora dobbiamo dare la forma ai biscotti. Ora dobbiamo dare sta famosa forma. Per gli amici che guardano, guardate al momento quant'è il biscotto e poi Guardate tra quanto... qualche oretta la trasformazione, giusto? Certo, poi raddoppierà. Se non triplicherà.
Ci eravamo lasciati circa 3 ore fa con i biscotti piccolissimi, ora hanno lievitato per bene. E grazie a cosa stai facendo adesso? Li sto bagnando col bianco d'uovo. Vi ricordate che ho diviso il bianco dal rosso e quel bianco serve a questo, a colorarli. Quindi rende lucidi. Li rende lucidi, sì. Siamo in estate, per quanto tempo che voto Circa prende? 4 ore. Invece d'inverno Il tempo raddoppia. Andiamo 8, 9, 10 ore, secondo il freddo che c'è. Tutto dipende dal freddo e dal caldo che c'è. quindi d'estate si fa prima. D'estate si fa prima. D'estate c'è l'inghippo che il forno è caldo. D'inverno è piacevole, Però ma d'estate... ti posso garantire c'è la sauna per ora. E Questo è il poi sesamo. il colpo finale. Ora Ok. sono pronti per il forno. Ora sì. Vai. Lo lasciamo aperto perché la temperatura è un po' alta. Ok. Tempo di cottura? Circa 10-12 minuti. Vedi? Spettacolo. Peccato non si sente l'odore. Sua Maestà, o biscotto San Proto. Aspetta che li devo controllare. Questo era sempre per farle cuocere anche di sotto, giusto? Sì, perché la prima teglia succede sempre. Questo è quasi tutto. Ora ringrazio Grazie di Certo, non solo mi offre il biscotto, ma anche una granita al limone, perché dovete sapere, la vera morte del biscotto San Proto è nella granita al limone o nel vino, e ora lo assaggiamo subito. Ringrazio sempre la Graziella Certo, vedete è morbidissimo, Perché è caldo ancora. è caldo, è morbidissimo, però la sua morte è nella granita al limone. La fine del mondo. Complimenti a Graziella. Spettacolo. Vabbè. Allora Graziella, noi abbiamo assaggiato i biscotti che sono morbidi, Sì. però generalmente un biscotto San Proto poi è duro. Come Sì, si fa a diventare perché duro? viene rifornato, viene fatta una seconda cottura. Praticamente vengono fatti raffreddare e quando il forno è ad una temperatura lieve,
si mettono tutti in una teglia e si rinfornano per 4-5 ore. Quindi l'acqua che hanno dentro si asciuga e diventano croccanti. Quindi, però c'è chi piace morbido e anche a chi lo preferisce duro. Certo, ci sono persone a cui piace il biscotto morbido e persone che preferiscono quello duro. Come abbiamo visto, il biscotto si può mangiare da solo, con la granita al limone, bagnato nel vino e altre... No, la tradizione sanpiedrese, nella tradizione sanpiedrese si mangia o con la granita al limone o col vino. Basta. Se no, Infatti tutti gli anni nella sagra lo danno o col vino o con la granita. prima di concludere questa nostra serata, facendo attenzione a non bruciare niente, tranquillo. guardate, che spettacolo! Noi sappiamo benissimo che dei biscotti San Proto ognuno è geloso della propria ricetta. Ricette magari si tramandano verbalmente da padre in da, padre in figlio, mamma a figlia, perché generalmente è un lavoro di donne. Qualche piccola ricetta ce la puoi dare per gli amici Allora, di TV Web? Io ti devo dire una cosa, che in ogni famiglia di San Pierniceto ha la sua ricetta. Non è una ricetta uniforme. No, non è la stessa ricetta per tutte le famiglie, perché ogni famiglia allora se la rimodulava a piacere. Io ti posso dire perché per 1 chilo di farina ci vogliono 200 grammi di zucchero, 100 grammi di strutto, cannella, anice e sesamo a piacere, e che ti devo dire? E lievito. E poi la lavorazione. E poi la lavorazione. E poi escono questi capolavori. Ringraziamo di vero cuore, grazie alla Certo per l'ospitalità, per il biscotto, per la granita, ha fatto di tutto. Grazie. Ciao. E alla prossima. Ciao, Nice da voi. Ciao, grazie.